Passaggio di campana al Lions Club Agrigento Valle dei Tempi si è svolto nella giornata di ieri alla presenza del post governatore distretto Sicilia Y108B Angelo Collura, tra il presidente uscente Mariella Antinoro e la neo Maria Assunta Iacono. Alla convention erano presenti anche esponenti del Lions Club Sicilia, Emanuele Farrugia, presidente di zona anno solare 2021, Nicolò Scaturro, presidente circoscrizione anno sociale 2021, Loredana Giudice, presidente della 10ª circoscrizione, Enrico Fiorella, presidente della zona 26 e diversi presidenti dei club Lions della provincia. Mariella Antinoro, presidente uscente, ha ringraziato i presenti, i soci e il suo staff per la preziosa collaborazione avuta durante l'anno sociale, effettuando anche un consuntivo delle principali attività svolte durante il suo mandato. Quindi la neopresidente Susi Iacono ha relazionato sulle iniziative da intraprendere, quale sarà il percorso del club durante il suo mandato. Ha presentato inoltre lo staff che la collaborerà durante la sua presidenza, l'avvocato Gaetano Salemi segretario, Sonia Siracusa cerimoniera, Antonella Morriale tesoriera. Quindi l'entrata di un nuovo socio al Lions Club, Gero Acquisto, sindacalista agrigentino, presentato dal socio Gioacchino Cimino. A seguire, dopo le varie fasi congressuali, la chiusura con il discorso del pass governatore Angelo Collura e il taglio della torta augurale. Oggi al Vaglio della Luna il passaggio della campana, lascio oggi la presidenza al nuovo presidente Susi Iacono. Oggi dovrebbe essere per noi un momento di bilanci, ma preferisco dire che è un giorno di traguardi. Abbiamo tagliato un secondo traguardo in questi giorni assieme a tutti i soci. Abbiamo raggiunto un momento di crescita personale e devo dire anche collettiva. Abbiamo guardato in questo periodo oltre l'orizzonte e ci siamo accostati a quella che è la vera essenza dell'ionismo. Sono stati 2 anni straordinari, vissuti in piena pandemia, ma la pandemia ci ha dato anche la possibilità di accostarci alla sofferenza, di poter mettere da parte tutta la nostra programmazione e accorrere in aiuto ad ascoltare, non ad udire, ma ad ascoltare i bisogni che sono arrivati dal nostro territorio. La cosa che mi preme dire è che il mio sarà un anno in continuità con i 2 che l'hanno preceduto, essendo il nostro un club giovane che è sul territorio, con questo il 3° anno, sicuramente quello che io intendo fare insieme ai soci, insieme a tutti coloro che mi collaboreranno, al mio staff, al direttivo, l'obiettivo principale è quello di proseguire un percorso già intrapreso. Sicuramente nel rispetto di quelle che sono le indicazioni distrettuali e di quelle che sono le emergenze sul territorio. Il mio obiettivo è quello di intervenire per la gente, con la gente, tra la gente, cercando di realizzare service che a 360 gradi vadano a coprire le esigenze del territorio, quindi non soltanto un dare materiale, ma anche un servizio proprio che vada a coprire le esigenze per prima degli anziani, dei disabili e di tutti coloro che hanno particolari bisogni, ma soprattutto tra i giovani, i quali in questo momento più che mai hanno bisogno comunque di esempi e quindi i nostri servizi saranno finalizzati a sensibilizzare verso le tematiche più urgenti. Questo è un club che merita, lo posso considerare come se fosse un mio figlio, tenuto conto del fatto che è nato proprio per mia volontà nell'anno sociale in cui io sono stato il governatore. È un club straordinario fatto di tanti professionisti in continua crescita e quello che dimostra è che il lionismo è forte non tanto per in sé la sigla Lions, ma quanto soprattutto perché gli uomini che ne fanno parte ci credono realmente. Questo è un club in cui i soci hanno un forte radicamento sul territorio e credono concretamente che l'azione del fare accompagnata a questo grande cuore e soprattutto a questo impegno e l'amore verso il prossimo rappresenta certamente un punto di riferimento non indifferente per la nostra comunità.